Giugio79. Oggi siamo tornati su Clash. Faremo un attacco e intanto vi spiegherò tutta la mia estate, tutti i 3 giorni che sono andato al mare, ok? Dobbiamo soltanto aspettare. Perché? Ma non è che ho già le... Ah, ecco perché ce le ho già pronte. Bene, andiamo. Comunque quest'estate è stata bellissima. Ho quasi trovato la ragazza pure e ho inventato una nuova comunicazione, la comunicazione tra i sassi. La comunicazione tra i sassi. La ragazza si chiamava Martina ed era carina ed è arrivata prima. E comunque mi sono abbronzato tantissimo, ma tanto, e che adesso sembra un marocchino, quindi se mi guardate marocchino massimo, sono soltanto un marocchino adesso d'ora in poi. E niente, questo qui andrebbe bene se non fosse così potente per l'Elisier. Allora, nell'hotel si mangiava benissimo, anche le stanze non erano male. Mio cugino pure ha trovato la ragazza, cioè stava trovando la ragazza, soltanto che era timida. Era timida. E io lo costringevo ad andare a parlare con lei, ma lui non voleva. Ha detto che il prossimo giorno parlavo con lei e non è venuta. Quindi sfiga. Beh, continuiamo a cercare il nostro bel bottino. Questo qua lo faccio, tutto mio. È tutto mio. Bene. Allora, oggi vinceremo mentre si fermerà tutti al lavoro a far pubblicità. Vinceremo, speriamo. Vinceremo. Devo prendere l'Elisier. Allora l'Elisier, dai. Ma perché mi è andata male questa? Mi è andata malissimo. Non ci credo. Dobbiamo prendere quest'ultimo. Quest'ultimo è l'Elisier. In un colpo, a che livello ce l'hanno il mortaio? A che livello? Niente. Ma che sfiga. Sfiga. Ho avuto una sfiga mortale. Beh, questo video qua è finito. Bella ragazzi, ciao a tutti.